Il territorio del Conegliano Valdobbiadene questa sera ospiterà due grandi personalità di spicco della cultura italiana, Philip Daverio, un noto critico d'arte, e Gian Mario Villalta, uno scrittore e un poeta che ha reso significativi degli importanti festival letterari qui in Italia. Venite a scoprire con noi questi personaggi e sentiremo come loro racconteranno questo territorio, come la letteratura e la cultura italiana percepisce le bellezze del Valdobbiadene Conegliano di OCG. Se un'area come questa di Conegliano avesse la forza di raccontare il suo passato attraverso gli ultimi secoli, attraverso la qualità formidabile dei manufatti ma anche della città stessa, attraverso quello che abbiamo intorno a noi, il mito, voi dovete impegnarvi a diventare mitomani. Il vostro futuro è diventare un po' mitomani, cioè avere una fierezza maggiore di se stessi, una autocoscienza, non un'autoconsiderazione. L'autoconsiderazione è roba da cretini, l'autocoscienza invece è la presa d'atto della propria funzione e della propria forza di voler svolgere una funzione. Allora in questo campo qua la strada da percorrere è lunghissima ancora, prevede dei grandi cambiamenti psicologici e concreti, una voglia di ridisegnare radicalmente il paesaggio, ma non di ridisegnarlo alla follia, in un qualche modo di restaurarlo o comunque di restituirgli l'armonia. Abbiamo dei libri che raccontano sia le immagini e sia la profondità della storia. Abbiamo degli autori fenomenali, dico solo due, Andrea Zanzotto e Giovanni Commisso, tanto per dire, abbiamo dei poeti, ma c'è tutta l'arte poi che permette di raccontare, c'è la vita quotidiana delle persone raccolta poi in molti libri di storia, in molti libri di memorie, e secondo me, come si è detto stasera, anche se in maniera chiaramente piena di gag, io direi come sempre di Philip Daverio, si è visto che se non si sa comunque valorizzare, non si sa apprezzare la propria storia, se non si ha quella stima di sé, insomma, che diventa valore, poi la produzione, diciamo, industriale, che per quanto meravigliosa, fa fatica a diventare intanto una coscienza comune e poi anche proprio un valore di reputazione. Allora, dobbiamo prendere coscienza e riprendere un po' in mano la situazione, aver voglia di tornare ad essere protagonisti, ma non solo gli uni, quelli che hanno fortuna, quelli che hanno le aziende che funzionano e hanno più fortuna, no, tutti, cioè ritrasformare la gente in protagonisti.